Eder. Mech. Pallister. Sebastiano, qualcuno sostiene che quando ti vengono fatte domande scomode tu tenda a cambiare discorso. Non sento più. Liliana e Claudio Sterpin, quanto ti dà fastidio l'ipotesi di questa relazione? Io non ho niente in contrario se Liliana si incontrava con questo signore, per carità. Io mi ricordo tanti anni fa di averlo visto, incontrato, queste cose qua. Sono persone, anch'io ho delle persone, amiche, che ci abbracciamo, che ci vogliamo bene, che ci sentiamo. Tu non sai quanti mi hanno telefonato di queste cose qua. Anche la mia ex moglie, che siamo rimasti sempre amici. Una relazione che era arrivata a tal punto che a quanto pare Liliana voleva lasciarti. Questo stento a credere, veramente stento a credere. Non ho riscontri, è stato fatto tutto di nascosto. Questo perché è stato fatto di nascosto? Perché nessuno mi ha detto? Se Lili mi diceva guarda mi vedo con questo signore, nessun problema. Se lei aveva da dirmi a me guarda sono stufo di andare in giro in bicicletta, sono stufo di andare per gli alberghi per l'Europa, per quella vita che facevamo, io facevo sacrifici, mi impegnavo, andavo alla ricerca, studiavo i percorsi e anche assieme a lei. Non è che si andava così alla cieca. Gli chiedevo, ma secondo te che questo weekend avevamo brutto tempo, bel tempo, dove andiamo? Verso il mare, verso i monti? Eravamo assieme a decidere questo. La polizia qua, io sono andato quella sera in polizia a fare questa segnalazione. Dopodiché sono ritornato a casa, mi hanno detto guarda come era vestita, se mancano indumenti, se manca giubbotti, che colore, scarpe. Io guarda se trovi biglietti, se ci sono soldi. Lilli mi diceva che in quel cassetto là aveva dei soldini per pagare bollette. E tu cosa ci hai trovato lì dentro? Ho trovato quasi 2000 euro, ma sparsi un po' di qua, un po' di là, un po' da 400, un po' di più, cioè sono ancora là tutti quanti che io non ho neanche toccato. E ho trovato anche un scontrino di un saldo del bancomat, no? Che avrà fatto il saldo relativo ai primi di dicembre di circa 50.000 euro. E tu naturalmente di tutto ciò non sapevi nulla. No, perché... Cosa potrebbe essere successo a Liliana? Ma io penso che la mia idea, che è scaturita proprio oggi pensando tutte le cose, queste cose qua, io penso che a un certo punto lei la mattina si sia trovata in conflitto con se stessa, il fatto di non avermi detto niente, il fatto di trovarsi un po' di qua, un po' di là, magari paura di farmi del male, nel senso dirmi delle cose che mi avrebbero ferito, A un certo punto, secondo me, lei si è trovata nel panico più totale e si sia allontanata con le chiavi e basta. Con le chiavi e basta. Questo è quanto afferma Sebastiano prima del ritrovamento di Liliana. Quando viene trovato il corpo di Liliana, le persone presenti sulla scena sembrano avere un solo obiettivo: trovare l'orologio rosa per capire che si tratta di Liliana. Sì, mi hanno fatto vedere le foto. Avrei voluto fargli una carezza, avevo solo le foto. Ho riconosciuto Lily, ho riconosciuto il suo orologio rosa che gli avevo regalato, anche il suo giubbotto. E quindi anche Sebastiano aveva in testa solo l'orologio per riconoscere Liliana. Incredibilmente c'è questa similitudine, come se ci fosse un filo diretto che bypassa le dichiarazioni ufficiali. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.